Era fiero di tutti noi e di Tommy in particolare adesso. C'è un enorme dolore in casa Sandrine, a Paderno di Ponzano, misto a incredulità per una disgrazia dalla dinamica difficile da comprendere. Quella costata la vita a Luciano Sandrine, 75 anni, e la passione per i rally, coltivata da pilota e trasmessa poi ai due figli, Andrea e Luca, e al nipote appena diciottenne Tommaso. Proprio assistendo alla gara di quest'ultimo, al rally del Lazio Cassino, valido per il campionato italiano, Sandrine è stato colpito dalle tegole e dai mattoni di una struttura crollata in seguito all'uscita di strada dell'auto condotta da un pilota vicentino, Mattia Carlotto. Al momento risultava cosciente, poi la situazione è degenerata. All'ospedale di Cassino i medici hanno tentato di intervenire sulle lesioni a fegato e milza, ma il 75enne è morto in sala operatoria. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si dice che Sandrine si trovava in un tratto interdetto, ma alla gara, spiegano i familiari, assisteva a diversi metri di distanza e sul crollo della struttura che l'ha travolto andrà fatta chiarezza. La procura di Frosinone ha aperto sul caso un fascicolo e ancora non è arrivato il nulla osta al rientro della salma in Veneto. Ci ha sempre accompagnato dopo che ha corso lui, poi con Andrea, con me e poi con Tommy. Era molto felice di seguirci e di seguire Tommy in questo programma molto importante che stava facendo in questi anni. Il sindaco di Ponzano Baseggio aveva incontrato di recente Sandrine in occasione dei 50 anni di matrimonio. Facendo due parole, parlando proprio della sua passione, ed è drammatico il fatto che la sua passione l'abbia portato via, cioè essere così sfortunati sinceramente, assistere a uno spettacolo che è una gara di rally, mettersi in una posizione magari anche pericolosa, ma essere colpito semplicemente da qualcosa che cade, che viene urtato da un'auto, è proprio sfortuna. Purtroppo quando si fanno questo tipo di gare c'è sempre il rischio sia dalla parte, quando sei all'interno delle auto che corri, sia dalla parte degli spettatori, che ogni tanto può succedere una disgrazia del genere e non è facile da digerire questa cosa qua. Riccardo Bassetto, rallista a sua volta, ricorda come questa passione di famiglia fosse sfociata nella recente creazione di una scuderia, la ST12, dal nome del nipote. Di fronte alla morte di Sandrine, gli organizzatori del rally di Cassino avevano deciso di sospendere la manifestazione, ma i familiari stessi del 75enne hanno chiesto di proseguire come lui, hanno detto, avrebbe sicuramente voluto. Luciano è sempre stato un appassionato di motori, tanto che appunto lui lo faceva negli anni 70, negli anni d'oro del rallismo qua di zona e tutte le gare qua in zona lui era sempre presente, anche alle nostre veniva sempre a vederci, sempre col sorriso, sempre disponibilissimo.